Va ora in onda la rassegna stampa. Tutti mi dicono che è impossibile, ma quando chiudo gli occhi, io lo vedo. Un ponte tra due mari? Matteo, è una follia. Forse, ma ogni sogno grande nasce così. Lo costruirai davvero? Non per me, per tutti noi. Tra Sicilia e Calabria ci sarà un ponte di speranza. Allora costruiamo. Prossimamente al cinema e su Disney Plus. Che non ho ben capito, quindi sta per uscire un film sul ponte che Matteo Salvini vuole realizzare? No, ditemi un attimo, c'è il numero della Verdini che la chiamiamo? Sta dormendo a quest'ora. Allora, la notizia è proprio questa, signori, che Francesca Verdini ha pubblicato un video del ponte sullo Stretto con Matteo Salvini allora, chiaramente è una cosa divertente, il post della fidanzata del premier Denis Verdini però sta diventando virale già da questo weekend, lo è diventato e lo diventerà ancora di più perché oggi ne cominciano a parlare alcuni quotidiani. Lei ha una casa di produzione che si chiama La Casa Rossa e in questo video c'è Matteo Salvini in versione cartone animato e che parla del progetto del ponte sullo Stretto e che dice dai sì ce la farò eccetera, il sogno del collegamento di Messina a cavallo di battaglia del vice premier, scrive il sito del Corriere, che è l'unico in questo momento ha messo in pagina questo cartone animato. Chiaramente io sono il primo a trasmetterlo e mi glorifico di questa cosa, una cosa molto simpatica, un po' meno la canzone Non mollare mai, e qui l'animo secessionista è del no, sto scherzando, ci mancherebbe. Chi è che canta quella canzone? Scusate, ma solo lì, a sentirlo nominare, dai, è bravissimo. T'ho detto, io me lo ricordo, Gigi D'Alessio, io lavoravo a Radio Kiss Kiss Italia, venne lì un giorno ospite erano gli anni 90, i primi anni 90, e si lamentava che non lo trasmettevano a RTL, capito? E si dice no, non me vanno passare, non me va. D'altronde ho detto, se parli così è logico, non te vanno passare, parli italiano, ma io faccio il nome melodico, capito? E adesso vedi cos'è diventato. Bravo Gigi D'Alessio, non mollare mai. Comunque è una canzone che invita a non mollare, soprattutto oggi che è lunedì, e quindi ben venga. Adesso lui è meglio che vada a fare il giudice di X Factor no, scherzo, è diventato famosissimo. Adesso è tempo di quell'altro. Rossetto e caffè, chi è che lo canta? Sal Da Vinci, vedi, un altro che negli anni 90 ci provava, però non lo cagava nessuno. Adesso che ormai neanche piene le scatole, ma insomma è diventato un big in certe zone d'Italia, ragazzi, cioè Sal Da Vinci è Sal Da Vinci, adesso è lui che pompa, bisogna pomparlo, infatti su Mediaset in ogni trasmissione, ecco voi Sal Da Vinci, e si porta anche la famiglia. Dice, che cazzo si porta? Mamma, papà, figlio, perché dobbiamo conoscere, giusto, oltre che conoscere il cantante, anche la figliolanza. Buongiorno coccolini, buongiorno paperini, ma che bello essere in onda lunedì 10 novembre 2025, un freddo boia, sì, però non siamo ancora sotto zero, la mia pianta di limoni non è ancora ora di coprirla, con gioia ci svegliamo alla mattina perché sappiamo che su Radio Libertà c'è la rassegna stampa di Sammy Varin, Pierluigi. Meno male che ci sei tu perché veramente oggi come motivatore sono una schifezza, sono proprio una schifezza puzzolente. Ho cercato di motivare il buongiorno a Simone che oggi è in regia, si è ritrovato qua senza volerlo e quindi adesso deve fare regia e niente, non riesco ormai, poi me lo dici, lui è prevenuto, me lo dici, tanto lo sai che come motivatore sei una schifezza, Sammy Varin, i tuoi 50 anni di radio li butti nel cesso, ma mi sono detto da solo, lui non ha osato dirlo, l'ha solo pensato. Va bene, buongiorno, abbiamo trovato anche oggi il modo
modo di tirarvelo addosso. Il buongiorno si sente dal Varin e naturalmente lo si sente dai vostri WhatsApp-in. Infatti, questa è l'unica rassegna stampa, se mai si possa ancora chiamare così, che utilizza il vostro commento su qualunque notizia che sto per raccontarvi, anche semplicemente per dire che palle, anche oggi sei qua. 340 6709 659, lo dico per i nuovi e vecchi ascoltatori che magari finora non ci avevano pensato. Siate voi i motivazionali del lunedì, inviatemi un WhatsApp al 340 6709 659 per dare forza a chi come voi proprio non si vuole alzare dal letto, oppure si è alzato ma adesso ha dei problemi a deambulare, problemi anche fisici, non scherziamo, perché siamo tutti delle schifezze ambulanti con questa stagione che cambia, dolorini di qua, dolorini di là. Non vi racconto i miei e piuttosto diamo una sbirciata alle agenzie della notte. È successo qualche cosa? Dicelo subito, Sammy Varin. Non è successo niente. Incredibile, ma la Repubblica ci mette già sul chi va là perché si avvicina al Black Friday. Dal quella cosa lì, ai falsi sconti, attenzione, quelli che ti imbrogliano via internet. Come difendersi dalle truffe è l'apertura del sito di Repubblica, quindi vuol dire che non è successo niente, assolutamente, quando si apre in questo modo. E poi la legge di bilancio di qua, la legge di bilancio di là, metà dei benefici a un italiano su 10, il taglio IRPEF per i redditi più alti, insomma, se guadagnate 2.000 euro siete ricchi, Ieri poi su Rete 4 c'è stato un attimo di disperazione perché avevano scritto 3.000 euro, chi guadagna 3.000 euro al mese è ricco. E io dentro di me dicevo, oddio, insomma, 3.000 euro, diciamo che non sei uno straccione. 2.000 euro, e se, quanto guadagnate? Guadagnate 2.000 euro. Se guadagnate 2.000 euro non siete ricchi, siete comunque persone che riescono a sopravvivere. Ma attenzione, l'editoriale di Sammy Varinale, ma dipende quanti figli avete. Scusami se poco, C'è il Simone che guadagna molto più di 2.000 euro al mese, non avendo figli, è logico che hai meno spese o comunque te le puoi gestire meglio. Quando hai un figlio, magari 2, e miracolosamente ne sono usciti 3, e cambia completamente la vita, per cui 2.000 euro, se c'è solo lo stipendio da 2.000 euro, non ce la fai. Se hai una moglie che ti tira dentro qualche cosa, e certo, speriamo anche, io sono naturalmente matriarcale, quindi spero che le mogli guadagnino più dei mariti, è chiaro che si riesce a sopravvivere meglio, però ribadisco e discorriva, è sbagliata sta dicitura se guadagni 2.000 euro sei ricco, dipende chi c'hai intorno a te, dipende quanti figli hai, di che età sono i figli e cosa gli devi comprare, perché ci sono quelli poi anche che pretendono di figli. Ditemi la vostra, 340 6709 659. Bene, stanno già arrivando WhatsApp, mi fa sempre piacere. E allora io parto ad esempio dal Corriere della Sera, che quest'oggi ha la notizia che c'è su tutti i giornali, su cui io non intendo assolutamente rompervi le scatole, perché chi sceglie la rassegna stampa di Sammy Varin, a proposito, sono proprio io, Sammy Varin, e uno si chiede magari, ma chi è sto Sammy? Sono io, quello che parla, Sammy Varin, piacere. Chi sceglie la mia rassegna stampa sceglie qualcosa di diverso, un format completamente diverso da quello delle altre radio. Non siamo seri, ma nello stesso tempo mettiamo sul tavolo le vere problematiche del giorno. Certo, la manovra, l'affondo di Giorgetti, che si è un po' stancato di essere massacrato, questo è il termine che ha utilizzato lui, massacrato, attenzione, non solo dalla politica, ma anche da qualcuno, da qualche istituzione che pare mossa
mosso barra A, dalla politica. Bada ben, questo lo penso io, non l'ha mica detto Giorgetti. Manovra a fondo di Giorgetti, titola il Corriere. Il ministro dell'economia: chi guadagna 2.000 euro non è un benestante. L'Europa fermi l'avanzata cinese. Noi massacrati, ma siamo nel giusto. L'hashline che dice redistribuire le ricchezze. Parla il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti oggi sul Corriere. Sulla manovra siamo nel giusto, eppure ci hanno massacrati, e respinge anche gli appunti di Istat e Banca Italia, ripeto, due istituzioni importanti che però in altri periodi non si erano fatte sentire. E come mai? Guadagnare 2.000 euro al mese non significa essere un benestante, ha detto Giorgetti, che spiega come le misure contenute nella manovra aiuteranno il ceto medio. Sui dazi rassicura: la politica tariffaria americana non sta provocando così tanti problemi. Sulle banche l'invito a tornare a concentrarsi sull'attività creditizia tradizionale. La fondo della segretaria Emilis Lane: redistribuire le ricchezze, e vedremo tra gli argomenti di quest'oggi appunto l'avanzata del PD, avanzata nel senso non che avanza di voti, ma che avanza con delle proposte, che è una notizia, ma le proposte sono quelle del sindaco di New York, il famoso musulmano socialista, che sta eccitando moltissimo la platea di sinistra, e quindi non si parla di patrimoniale, non si dice mica patrimoniale, non nominate patrimoniale in vano. A sinistra questo è l'ordine, si fanno dei giri di parola, redistribuire le ricchezze ad esempio, ci arriviamo tra poco. Siamo sempre sul sito del Corriere, sul cartaceo del Corriere, ma anche nel sito se ne parla. Il data room della Gabanelli, che ci mette sempre tanta allegria, soprattutto il lunedì. Telefonini app, tutti i nostri spostamenti spiati e venduti. Come i nostri spostamenti vengono spiati e venduti, così si rischia. Cosa si rischia? Quando condividiamo la nostra posizione su una app, capito? Basta soltanto, certo, è quella che ti dice dove andare, ora giri a destra, quell'altra, ecco, condividi la posizione, che così lo sanno tutti. Data room ha prove documentate che chiunque può sapere chi siamo e cosa facciamo. Bene, benissimo. Siamo sempre sul Corriere, sul fronte giustizia. Lo spirito del tempo è una riforma che non andava fatta, la riforma della giustizia, ma poi si parla anche di Conte. Sì, Tommaso Labate ci parla della scelta di smarcarsi di Conte dei 5 Stelle dal PD. Conte detta la linea da aspirante premier. Ma da che parte vuole andare Conte? Sta bussando qualcuno, Simone? È Conte. Oddio, Conte che scende le scale di Radio Libertà. Sta anche scivolando. Dunque, non scherziamo, ma cioè, se si smarca dal PD Conte, non è che viene da questa parte, per favore, che ha provocato già abbastanza guai. Dove va Conte si perdono le elezioni, non scherziamo, no, ci abbiamo già Vannacci, che oggi siamo sempre sul Corriere, bufera su Vannacci che riscrive il fascismo. Santa polenta, ragazzi, per un post su Facebook, ma non avete proprio un cazzo da fare voi giornalisti? No. Conte, vabbè, ma Vannacci che dice che la marcia su Roma non fu un colpo di Stato, le leggi razziali, il post pubblicato su Facebook da Roberto Vannacci ha scatenato l'ennesima polemica, ma Zapperi, Cesare Zapperi ne parla oggi sul Corriere. Ma non avete ancora capito che fa apposta per attirare l'attenzione su di sé, che abbia qualche deviazione sulla 10ª Mas, ma sicuramente, ma è un generale, Dio mio. A noi della Lega non ce ne frega assolutamente nulla, e devo dire anche a gran parte degli italiani non gliene frega assolutamente niente, ma ci mancherebbe, come se io andassi a raccontare che mi vesto da Superman quando faccio all'amore con mia moglie. Ma no, ma mi sembra una roba che io la vengo a
raccontare? Ve l'ho detto. Comunque, dai, si scherza. Allora c'è Vannacci che dice ripetizioni per chi la storia l'ha studiata nei manuali del PD. Allora, i manuali del PD ci sono e ne ho letti anch'io parecchi alle elementari, alle medie, alle superiori, dove non si parlava assolutamente di foibe. Io l'ho scoperto da grandicello, questa cosa delle foibe, proprio perché me l'ha raccontata qualcuno della mia famiglia, visto che sono figlio di profughi fiumani. Qualcuno conosceva un po' meglio la storia che non era scritta da nessuna parte, fin quando non è arrivato il centrodestra al governo. Ora, esageriamo tirando fuori appunto la marcia su Roma e altre storie. A noi ci piace Vannacci, siamo con Vannacci e Vannacci è il mio capo, è il vice segretario della Lega insieme alla Sardone e altri, ci mancherebbe altro. Però ragazzi miei, stiamo dietro a ogni battuta che si fa e certo, per attirare l'attenzione è giusto fare anche questo, però Vannacci c'ha molti altri modi per attirare l'attenzione e potrebbe utilizzarli. Ritorniamo sul Corriere tra poco, certo, ma voi intanto dovete dirmi la vostra, chiaro, non sono qui a sprecare il fiato, sto dicendo i titoli secondo me importanti, vi sto mettendo sul piatto della colazione le importanti argomentazioni della giornata. Ditemi la vostra mandando un messaggio WhatsApp, WhatsApp, no SMS. Gli SMS ormai li pubblica soltanto Ranucci. 3406709 solo WhatsApp per dire la vostra sugli argomenti del giorno. Vi dico la verità, oggi, anzi ci vado proprio sulla verità. Oggi la verità è l'unica che racconta la verità. Nel senso che sta cosa della manovra ha preso tutti i giornalisti eccitati dal fatto che Giorgetti abbia parlato e ha detto insomma dai, qualcuno continua a dircene di tutti i colori e qua e là sulla manovra eccetera. Cioè l'unica che raccoglie veramente la verità, che poi sono gli argomenti importanti della scorsa settimana e dell'ultimo weekend, il fattore giustizia, soprattutto il fattore sicurezza. Ma è appena passato un weekend ancora di balordi che picchiano, violentano, rompono e nessuno ne parla. E nessuno ne parla perché bisogna parlare adesso della manovra, capisci? E così si è taciuto completamente il vero problema che Sammy Varin vi mette sul tavolo, perché siete fortunati voi. Avete scelto una radio diversa, grande come l'Universa, avete scelto Radio Libertà, parapappero papà, che vi racconta la verità. Quello di cui oggi i mass media potenti non vogliono farvi discutere. Il vostro cervello deve pensare solo a Giorgetti che ha detto quella frase. Clandestini fuori controllo, scrive oggi La Verità in grosso in prima pagina. Il sistema dei permessi di soggiorno è un colabrodo. Attenzione! Qui si sta anche criticando questo governo, E infatti la domandona che Sammy Varinona vuole farvi è: dove stiamo sbagliando? Sentiremo Molinari alle 9, che è il capogruppo della Lega alla Camera. Glielo chiedo, certo, coraggiosamente glielo chiedo. Tu dici che mi mette giù la cornetta, ma assolutamente, Molinari è un amico. Cerchiamo di capire, perché anche il PD, anche la sinistra adesso sta girando la frittata, dicendo ma ci vuole più forze di polizia, più controlli. Sulle telecamere siamo riusciti a spuntarla dopo decenni che invocavano la privacy. No, non si può mettere la telecamera. Un culo quadro, alla fine siamo riusciti a mettere le telecamere e in effetti è anche bello, perché quando arriva l'accoltellatore in piazzale Gaolenti si vede proprio l'accoltellatore che ti mette il coltello nella schiena. Che bello! Ragazzi, ma noi dobbiamo prevenire queste cose. Se in piazzale Gaolenti c'era una bella camionetta dei militari proprio lì di fianco, magari l'accoltellatore
avrebbe fatto meno di fare questo che ha fatto. Che ne dite? Rispondete 3406709 no sms che poi ce li pubblica il tizio lì nella trasmissione, solo WhatsApp. Clandestini fuori controllo, titola oggi La Verità, partendo da un servizio di Fuori dal Coro che ha mostrato com'è facile arrivare in Italia. Tutto facile, tutto buono, aziende compiacenti richiedono stranieri, un connazionale li sceglie e si fa pagare migliaia di euro dall'extracomunitario che una volta qua gira incontrollato, libero di delinquere come accade ogni giorno. Oh, mica tutti delinquono, a volte li troviamo semplicemente fuori dal Conad a chiedere soldi, o la storia del carrello che adesso, che cacchio, in alcuni carrelli ci puoi mettere anche le 2 euro e inizia a pesare sulle nostre tasche, ma soprattutto importunano e fanno paura anche quelli che non fanno niente, anche quelli che sono buoni, però sono persone che ti mettono ansia, perché sai che dietro di loro ci potrebbe essere qualcuno che vuole approfittare di te, della tua gentilezza, e allora siamo portati a non essere più gentili, a tenere chiusa la porta di casa a doppia mandata ogni volta che entri. E non è bella questa cosa. Non è per niente bella perdere la fiducia verso il prossimo, anche di chi è in buona fede. A me non piace questa situazione, io vorrei fidarmi del prossimo, io vorrei poter aiutare il prossimo senza rischiare addirittura la vita, oltre che una rapina o una violenza. Altro argomento che vi metto sul tavolo, oggi sono francescano ragazzi, 3406709 attenzione perché il PD in Emilia Romagna apre ai migranti, ma non vuole più curare chi viene dal sud. E qui, ragazzi miei, secessionisti di tutta Italia, alziamo le mani. Oh, PD. Dai, sto scherzando, voglio un po' ridere, però questi veramente si sono lamentati che arriva troppa gente dal sud a farsi curare in Emilia Romagna. In effetti, insomma, è una delle regioni dove la sanità funziona meglio, anche se qualche problemino, magari con qualche buco, lo hanno fatto anche loro. E si lamentano che arrivano in troppi dal sud. E noi qui in Lombardia cosa dovremmo dire? Scusi, cioè qui ci sono soltanto loro che si fanno curare dal sud, e meno male, cioè ospedali come l'Humanitas, ragazzi, io che sono un frequentatore purtroppo li vedo arrivare con il valigetto. Purtroppo se cerchi delle cure un po' più sicure, nessuno fa purtroppo magie, ma probabilità migliori devi venire al nord, ad esempio all'Umanitas, sicuramente. Un'altra polemicuzza quindi che vi ho messo sul tavolo. Attenzione, a proposito di Verità, sono sempre in prima pagina sulla Verità, Molinari, che avremo ospite alle 9 questa mattina, capogruppo della Lega, oggi è intervistato proprio sul quotidiano La Verità e annuncia l'arrivo di un pacchetto sicurezza bis. E io glielo chiederò di cosa si tratta, gli chiederò anche di questa cosa della legittima difesa, perché abbiamo visto alcune notizie per cui la legittima difesa è sempre legittima e questa legge che ha voluto la Lega comincia a funzionare, perché qualcuno che si difende a casa propria, magari sparando, non viene neanche indagato. Ed è una notizia, ragazzi miei. Ne parliamo alle 9 con Molinari, ma intanto oggi, se state per uscire di casa, copritevi bene, mica solo Gipunin che fa frecce, passate dal vostro edicolante e gli chiedete la verità. In arrivo nuove norme sul comparto sicurezza. È chiaro, signori, che abbiamo bisogno del vostro apporto, soprattutto sui social. Gli facciamo capire agli alleati, e per alleati intendo quasi sempre Forza Italia, che c'è bisogno di nuove norme.
Vogliamo la legittima difesa rinforzata, dice Molinari, e più regole contro le baby gang, spiega alla Verità il capogruppo della Lega alla Camera. Estenderemo la legge antisgomberi anche alla seconda casa, che qui ce n'è, ragazzi miei, da sgomberare. L'esercito nelle strade? I soldati di presidio vanno aumentati, non ridotti, perché c'è qualcuno all'interno del governo, non vi dico chi, che vorrebbe ridurre l'esercito. Ne parliamo, minimo che ne parliamo, perché questa è Radio Libertà e abbiamo la libertà di parlare di quello che vogliamo. E io ringrazio chiaramente sempre la dirigenza di questa radio, che non impone assolutamente nulla. Sappiatelo che uno pensa, questi trasmettono da via Bellerio, sopra di me c'è l'ufficio di Matteo Salvini, allora ci saranno quali sgherri di Salvini che ci obbligano a dire alcune cose, a non dire altre. Zero. Da quando questa radio è nata, ancora dai tempi di Radio Padania Libera, il bello di questa radio è che è ancora libera. E proprio per questo motivo abbiamo le pezze al culo, e ve lo dico sempre: se potete aiutare la nostra radio, fatelo attraverso il conto corrente postale 37671294, lo trovate sul sito di Radio Libertà, o attraverso un bonifico con carta di credito, perché qui non c'è nessuno che osa farsi avanti. Già, pochissimi inserzionisti, è minimo, proprio perché diciamo la verità, perché non siamo banderuole, non siamo posseduti, dominati da nessun potere, né di destra né di sinistra, capisci? E quindi è scomodo anche apparire, bisogna avere molto coraggio, diciamo così. Chiaro che se ce n'è qualcuno di imprenditore coraggioso può benissimo scrivere una mail sammy.varinchio@radiolibertà.net o inviare il solito WhatsApp. Non SMS, se no te li pubblica Ranucci. 340 6709 659 e la pubblicità la troviamo. La verità per il momento l'abbandoniamo, anche se oggi è ricchissima e anche in taglio basso racconta, come altri quotidiani, che il più grande sconto ai ricchi l'ha fatto Draghi. Sì, Banca Italia, PD, Landini, oggi tutti a dire che la manovra del governo aiuta i ricchi, anche se, precisa Giorgetti, non è ricco chi prende 2.000 euro al mese. E ribadisco, dipende quanti figli ha, soprattutto perché se inizi a avere 2 o 3 figli sei anche povero con 2.000 euro al mese. Ma lo sconto più grande ai ricchi in realtà l'ha fatto il governo di Mario Draghi nel 2021, 765 euro di IRPEF in meno contro i 440 attuali, rivela il sito Open di Franco Bechis. Te capì? E massacrano noi, e te l'ho detto, oggi ci massacrano per non parlare del problema sicurezza. Questa è la verità, è tutta la verità, sta qua appunto sul quotidiano La Verità, che abbandoniamo perché mi richiedete, lo so, vi piace soffrire a quest'ora del mattino, no? Io vi capisco, perché è giusto anche farsi del male. Allora andiamo sul quotidiano, dai che l'avete capito, La Repubblica, perché oggi il manifesto non c'è, perché è lunedì, se no andavo lì. Giorgetti e la manovra, virgolettato, massacrati. Il ministro dell'economia replica le critiche di opposizioni, Istat e Banca Italia. Difendiamo il ceto medio. Anche perché, lo dico io, adesso qualcun altro si è accodato al sottoscritto, è il ceto medio quello che sostiene l'Italia. L'avete capito oppure no? Schlein dice è ora di redistribuire. Vedi che non parla di patrimoniale? Ma chi ha detto che parla di patrimoniale? Non parlano di patrimoniale. Intervista a Ciriani, poche risorse per modifiche. Ciriani,
tenta un attimino di difendersi, ma è su Repubblica, ti immagini, lo attaccano da tutte le parti. Scorza sul caso privacy, pronto a dimettermi, scrive Giuliano Foschini. Guido Scorza, uno dei 4 componenti del collegio del garante della privacy, nominato dal Parlamento in quota 5 Stelle quasi 5 anni fa, si trova oggi nel pieno della bufera. L'affaire San Giuliano nella vicenda Report, a Repubblica risulta sia stato il solo a votare contro la multa, e ora le polemiche sui conflitti di interesse e le spese pazze. Se vi interessa, oggi ne parla il quotidiano Repubblica. Siamo sempre qua di spalla. Interessante la storia di Gianni Riotta, che ci racconta la storia di questo figlio che si è suicidato per colpa dell'intelligenza artificiale. Chiedo giustizia. Questo figlio aveva iniziato un rapporto, non sappiamo fino a che punto, con un chatbot, si chiama così, con l'intelligenza artificiale, e pare che questa intelligenza artificiale l'abbia spinto a suicidarsi. Torneremo certamente sull'argomento, ma minimo che ci torniamo, ma lo sapete, ogni mezz'ora il bello di questa rassegna stampa è che ci fermiamo, ci riposiamo per qualche minuto, io mi bevo un po' di sciroppo alla bava di lumaca e voi vi gustate una canzone indipendente, di un artista indipendente sconosciuto e non pompato dalle altre radio perché semplicemente non paga. Alle 8 di lunedì tocca a Luigi Zemmiti.
Sì, molto rilassante Luigi Zimmitti che vi tiene compagnia durante gli eventi quelli importanti, dalla cresima alla comunione, ma soprattutto il matrimonio, ragazzi miei. Chiamatelo, cercatelo prima di tutto su Instagram, Luigi Zimmitti. Questo Deborah's Team, il brano principale scritto da Ennio Morricone per la colonna sonora del film C'era una volta in America, ma tante altre canzoni anche allegre, spericolate, che Zimmitti si inventa per il vostro evento, chiaramente con in mano il suo sassofono. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, c'è Sammy Varin in diretta nazionale sulla banda DAB della vostra autoradio, sulla Digital Radio, così si chiama, e in questa banda trovate tante radio nuove, diverse, e chi mette musica jazz, chi disco music, chi rock, chi parla. Ci siamo noi che parliamo. Provate a schiacciare DAB sulla vostra nuova autoradio o sulla vostra radiolina. Ormai in tutte le radio nuove che si comprano in un negozio di elettrodomestici c'è la banda DAB, e scoprite tante radioline che non vi aspettavate, soprattutto un certo tipo di musica che le cosiddette radio commerciali non vogliono trasmettere. Ma il buongiorno si sente anche su le bande, quelle di internet, certo, dal sito radiolibertà.net, dall'applicazione di Radio Libertà che potete scaricare sul vostro cellulare, o ancora su Facebook e su YouTube, cercando Radio Libertà o cercando anche Lega Salvini Premier. E qui salutiamo i leghisti celoduristi di tutta Italia, più di 1 milione, che almeno una volta al giorno fanno un giro su Lega Salvini Premier. Esistono ancora gli assegni familiari? Quanto si riceve per figlio? Oh, mi chiedono così e mi prendono in castagna. Certo, per fortuna che esistono, poco più di 100 euro. Non è male, non è poco, non è niente, è qualcosa. È chiaro che, ribadisco e disco riba, quando i figlioletti cominciano a crescere le spese sono così tante che se prendi 2000 euro al mese, col cavolo che sei ricco, non sei proprio assolutamente nulla. E questo è uno degli argomenti che troviamo oggi sul tavolo, quindi tutti quanti ci sentiamo chiamati in causa, questi 2000 euro che forse ci arrivano come stipendio, siamo ricchi o non siamo ricchi? E naturalmente ditemi la vostra al 340 6709 659 se vi sentite ricchi con 2000 euro al mese, se vi sentite degli straccioni con 1400, roba molto più probabile, però ripeto, dipende che vita fate e con chi la fate. Buongiorno Sammy, ma perché non si capisce che questi stranieri sono giovani e forti, pieni di vita? Oh, attenzione, solo quelli che arrivano qua in Italia. Avete sentito che Trump ha deciso di togliere il permesso di soggiorno ai ciccioni extracomunitari che vivono in America. Bravo! Perché dicono che mangiano troppo. E c'ha ragione, scusa, questi mangiano, bevono, li vedete gli americani come sono, sono molto grossi e influiscono sul welfare, pesano troppo nel vero senso della parola. Lì togliamo il permesso di soggiorno, via. Qua in Italia non lo possiamo fare perché sono tutti palestrati quelli che arrivano nel nostro paese, e dici wow, che figo. Naturalmente sono anche in perenne emergenza sessuale e vediamo quello che succede poi nelle nostre case. Sono giovani e forti, pieni di vita, tra le gambe stufe di autostimolarsi, cercano la gnocca e sono convinto che la situazione sia molto più grave di quanto appare. Oggi non vorrei essere una donna. No, è che io vado avanti a leggere i messaggi, poi mi accorgo, me lo sono scritto da solo. No, è Enzo che dice questa cosa e dice purtroppo la verità. Questa cosa del perenne emergenza sessuale io la dico forse da 10 anni, Cioè, come al solito, noi della Lega arriviamo molto prima. Facciamo la figura dei razzisti, certo, tutte queste palle, però le diciamo da 10 anni queste cose. La cosa più grave è che ci sentiamo un po' in colpa, ma d'altronde adesso è il giro di Fratelli d'Italia e quindi lo sai, la politica è una girandola, adesso Fratelli d'Italia viene premiata e ti senti in colpa perché sei al governo,
ma non riesci a fare quello che vorresti fare. Lo chiediamo alle 9 questa mattina a Molinari e cerchiamo di capire dove stiamo sbagliando. In alcune cose ci azzecchiamo, riusciamo. Sulla legittima difesa abbiamo visto, insomma, che se ti entra un ladro in casa e gli spari è legittima difesa, non ti indagano neanche, metto tra parentesi se ti va bene, perché tutto dipende ancora una volta dal giudice, dal magistrato e forse proprio da loro che dipende ogni cosa. Cioè tu puoi fare le leggi che vuoi, ma sono loro a decidere, come con la storia degli immigrati in Albania, ragazzi. Quanti ce ne sono adesso nel centro in Albania? 2, 3, sono lì che si fanno le vacanze praticamente, perché i giudici ce li rimandano indietro, trovando le scuse più assurde, basandosi certo su delle leggi, ma interpretando le leggi. E questa è un'altra cosettina che vi metto sul tavolo. Ma il giudice la legge la deve applicare o la deve interpretare? 340 6709 659. Sto leggendo i vostri messaggi. Se uno fuori di testa vuole accoltellare qualcuno, se ne fotte della camionetta dei carabinieri. Hanno voluto chiudere i manicomi, ci teniamo i pazzi criminali in circolazione. Te ciapala lì, vedi, mi ha pure smontato l'idea che se mettessimo una camionetta in più, non dei carabinieri ma dell'esercito, perché secondo me l'esercito incute più timore, magari accadrebbe qualcosa di meglio, cioè nel senso che non accadrebbero queste cose terribili. Forse il pazzo agisce lo stesso, ma il Maranza, che ne dite voi? Buongiorno, vorrei chiedere ai giudici perché contrastano il governo quando mandano i clandestini in Albania per essere rimandati a casa e invece non va bene, così li rimanda nel nostro paese. Perciò la colpa è totalmente dei giudici, d'accordo con la sinistra, a tenerli in Italia a delinquere. La sinistra è contenta solo per fare caos e ridicolizzare la destra. Giudici, fate i processi ai delinquenti e lasciate il governo di destra fare il proprio lavoro. Un po' sconnesso, ma il concetto è decisamente chiaro. Esercito necessario ma attivo, non solo la presenza. Meloni si prende tutti i meriti, meno male che c'è la Lega, con i suoi pochi voti riesce a incidere positivamente sul governo. È vero Antonio, è il motivo per cui sinceramente, chiaro che mi arrabbio se la Lega prende pochi voti, ma ormai l'ho capito come funziona, è una girandola. L'importante è fare squadra, fare governo, essere al governo e mettere sul tavolo un programma di governo che nel bene o nel male va rispettato, signori. Certo, noi vi faremo il premierato, amici di Fratelli d'Italia, però l'autonomia è ancora lì che aspetta, capito? Noi siamo pazienti, certamente, però tra un po' magari ci rompiamo anche le palline. Qui arrivano dentro i rifugiati di tutto il mondo senza niente in tasca, figli, genitori e nonni tutti da mantenere. Chi paga? Chi ridistribuisce? Le banche no, i grandi patrimoni no, e allora chi? Perché non tassano la prima casa? Hanno ville e castelli come prima casa e non pagano niente? E perché non mettono anche una piccola tassa sui cani? Sui cani. Ce li hanno tutti i cani e spendono dei patrimoni per curarli. Possono farlo, quindi 100 euro all'anno li potrebbero dare. Servirebbero al comune anche per pulire i marciapiedi. So che è una provocazione, ma insomma, va bene anche la provocazione. Di animalismo parleremo alle 11:45 questa mattina, perché avremo ospiti, tra gli altri il senatore Manfredi Potenti, che è proprio il responsabile del Dipartimento Nazionale Tutela Animali della Lega. Con lui parleremo delle nuove leggi che riguardano gli animali, sul fatto che adesso si possano portare anche sui grandi mezzi di locomozione e altre situazioni. D'accordo? D'accordo. Santa pazienza. Sì, c'è Francesca Verdini sul ponte dello Stretto. Cos'è successo? Niente di che. La Verdini, la fidanzata di Matteo Salvini, ha pubblicato
questo video che sembra quasi il trailer di un film, sembra che debba uscire un film sul ponte dello Stretto tanto voluto da Matteo Salvini. È chiaro che questa cosa sta incuriosendo, non è una presa in giro, è una cosa simpatica che dice Salvini non mollare mai. Allora, a parte la canzone di Gigi D'Alessio che io non sopporto, ma è bravissimo, però io vi faccio risentire questo trailer che dura pochi istanti, ma è carino, soprattutto se avete un telefonino sotto mano, cercatela Francesca Verdini su Instagram perché nelle sue storie c'è anche questa. Tutti mi dicono che è impossibile, ma quando chiudo gli occhi, io lo vedo. Un ponte tra due mari? Matteo, è una follia. Forse, ma ogni sogno grande nasce così. Lo costruirai davvero? Non per me, per tutti noi. Tra Sicilia e Calabria ci sarà un ponte di speranza. Allora costruiamo. Prossimamente al cinema e su Disney Plus. Un ponte di speranza tra Sicilia e Calabria, ma soprattutto un cartone animato carino di pochi secondi che ci invita a tornare a sognare. E questa forse è la promozione più bella, non tanto per Matteo Salvini o per il ponte, ma per tutti noi. Tornare a sognare, cosa che non riusciamo più a fare, è vero? Dai, rituffiamoci sui quotidiani. Coraggio, sono io, il vostro motivatore del lunedì. Ma a me chi mi motiva, dico io? Allora, se mi devo basare su Simone, proprio lui e Siddhartha sono una persona sola, assolutamente. E mi guardo in giro. Chi c'è? C'è nessuno, ci siete voi, lo so che ci siete, posso contare su di voi e questo è il bello. E allora addirittura coraggiosamente vado a fare un giro sulla prima pagina del quotidiano La Stampa che invece parla di giustizia. Attenzione, cagherella per tutti quelli di sinistra perché sul fronte giustizia e il referendum che ci sarà in primavera, perché forse dipende tutto quanto da giudici, da magistrati, lo stiamo cominciando a capire, il fatto che il governo faccia leggi che poi non vengono applicate, disattese o interpretate, forse dipende da una certa magistratura, bada ben, giustizia, il vantaggio dei sì. Scrive oggi il quotidiano La Stampa come titolo principale. Il percorso verso il referendum è ancora lungo. L'Associazione Nazionale Magistrati e il Comitato per il No promettono tappe in tutta Italia, ma i sondaggi indicano che il 38,9% degli italiani è favorevole alla riforma che introduce la separazione delle carriere tra i giudici e PM. Il fronte del no è al 28,9%. Intanto il ministro Giorgetti difende la manovra economica. Così il quotidiano La Stampa come titolo principale. Il dibattito vede un Fabrizio Tassinari, non so se forse è l'ultima volta che lo fanno scrivere sulla Stampa, scrivere perché il PD sbaglia se insegue Mamdani. Il nuovo sindaco di New York, come era prevedibile di l'elezione. Cosa è di l'elezione? Ma chi è che scrive? Ma non ce l'hanno un controllo automatico. Com'era prevedibile, virgola, di l'elezione di Zoran Mandani a New York ha riaperto l'annosa questione sul posizionamento dei partiti e dei movimenti di sinistra in Italia, ok? Però, cioè, io capisco, poi questi hanno la cultura e tu dici, sono io che non ho studiato abbastanza le elementari, cosa vuol dire l'elezione? Di l'elezione di Zoran Mandani a New York ha riaperto l'annosa questione. Vabbè, sono io che non capisco, ragazzi. Abbiamo poca cultura, noi che non votiamo PD. Siamo ignoranti. Bene, siamo sempre sulla Stampa. Di spalla sulla Stampa, naturalmente, gli Stati Uniti. Paralisi, shutdown, la carta di Trump, $2.000 ogni americano. L'America conta i giorni di shutdown. Sono 40, mai così tanti nella storia. Frantumato il record registrato durante la prima amministrazione Trump di 35 giorni, ma adesso arriva, c'è la soluzione, ve la posso dire io che c'è. Naturalmente il quotidiano La Stampa in prima pagina c'è
La polemica su Vannacci, se Vannacci riscrive la storia del fascismo. Vannacci e la storia alla rovescia. Capisco che il generale, scrive Gianni Oliva, approdato alla politica a forza di provocazioni, non sia in grado di formulare idee sui temi veri, la sanità, lo sviluppo economico, il regime fiscale, che è quello di cui ci obbligano a parlare i giornali di sinistra, e debba ricorrere agli accessi ideologici per non uscire di scena. Ma rovesciare la storia implica studi, conoscenze, documentazione. Con gli slogan si fanno solo figuracce. Insomma, chiaramente loro che hanno in mano la cultura ci fanno fare la figura degli ignoranti, quando quelle di Vannacci, l'abbiamo capito, sono semplicemente delle boutade fatte apposta per attirare l'attenzione dei sinistrorsi e fargli dedicare la prima pagina, come faceva Bossi con i terroni. Ragazzi miei, dai, ci state arrivando o no? Oh, siete un po' gnocchi, eh? Andiamo, dove andiamo? Andiamo sul quotidiano Libero, che deve stare su questi argomenti, purtroppo siamo obbligati. L'unica è la Verità, che è riuscita a svicolare come svicolone, mo dico bene. Libero, il grande salasso, chi paga veramente le tasse. Altro che ricchi, favoriti, gli stipendi sopra i 2.000 euro coprono il 63% dell'IRPEF. Non so se avete capito, altro che ricchi favoriti. Gli stipendi sopra i 2.000 euro sono quelli che pagano maggiormente le tasse, 63% dell'IRPEF coperto da loro. E c'è il caso Draghi, che nel 2021 fece un altro mini taglio, ma allora Banca Italia non protestò. Questa cosa che Banca Italia ha protestato, chissà come mai, sta cosa qui delle banche che devono dare una mano per forza, forse gli è arrivata una scia di polemica. Scandalo Fico, è rivolta per la scorta in trasferta, perché Fico nessuno se lo ricorda, ma è l'ex presidente della Camera, completamente dimenticato, e si porta la scorta ovunque. Siamo sempre in prima pagina sul quotidiano Libero. Le manovre da campo largo, scrive Alessandro Gonzato, e anche qui, signori, ve l'ho preannunciato io, Mago Varin, nelle scorse settimane, si è ormai aperta la caccia rossa al voto straniero. Io direi ancora meglio, la caccia al musulmano. Perché? Ma per farlo sindaco, è il minimo. Piccoli mandani riempiono le liste, ok? Quindi se assomigliate un po' a un musulmano, Simone si sta grattando la testa, dice oh quasi quasi ci faccio un pensierino, datevi da fare, fatevi avanti, Carnaca Satira, Valnanca Nalira. Se vi fate avanti potreste essere candidati nelle liste del PD a fare da sindaco anche il vostro paesino minuscolo di 2000 anime, ma va bene stesso. Poi comunque Repubblica vi mette in prima pagina di sicuro. Mi raccomando, aspiranti musulmani, studiati almeno una riga del Corano, capito? Una sura del Corano te la devi studiare, gliela reciti e bene, ti meriti il pass di musulmano sindaco. Stiamo scherzando naturalmente, però Gonzato lo spiega. Piccoli e grandi mandani crescono. Una lista mandani in Italia? Ci arriviamo subito. A sinistra sono tutti pazzi per mandani. Sindaco di New York, islamico, pro-pal e anche pro-gay. Questa è la cosa più pazzesca, capito? Questo è amico dei gay. Ma questi vi stanno imbrogliando, ragazzi, poi vi gettano giù dai grattacieli. Sperate di vivere in un paesino dove ci sono tutte case basse, ragazzi. E comunque dicevamo, Propal ha promesso autobus gratuiti, supermercati a prezzi stracciati, affitti proletari, il tutto possibile tassando e tartassando i ricchi. Lui e i finanziatori sono ricchissimi, vedremo. Manca solo più pilu per tutti, che però non sappiamo come si scrive in indiano o in ugandese. Vabbè, ci ritorniamo, va bene. La svolta filo-islamica prosegue oggi, ragazzi. Piatto ricco, micifico. C'è il nostro direttore Giovanni Sallusti che scrive su Libero quanto può pesare l'immigrazione sulla nostra politica.
La strategia della sinistra d'inizio millennio è strettamente brechtiana, nel senso che consiste nell'applicazione letterale di un notissimo aforisma paradossale di Bertolt Brecht. Il comitato centrale ha deciso, poiché il popolo non è d'accordo, bisogna nominare un nuovo popolo. Ditemi un po' voi, che cosa ha in mente di fare la sinistra? Pensateci, guardate, oggi stiamo mettendo sul tavolo argomentazioni troppo potenti, ragazzi. Mi aspetto un vostro messaggino, scrivete a Sammy Varino 3406709 perché tra 10 minuti li leggiamo. Superati tutti i limiti, ancora siamo in prima pagina su Libero. Report l'ha fatto davvero. In onda gli SMS di Meloni. E poi l'allarme sicurezza, solo un piccolo riquadro, in taglio basso, si poteva fare meglio, però l'argomento di quest'oggi, lo sapete, sono le tasse, chi paga veramente le tasse, se guadagni 2.000 euro sei ricco, che cominciamo a tirarcela noi dei 2.000 euro, siamo ricchi, sì, ma se siamo l'unico stipendio con 2 figli, siamo poverissimi, siamo barboni e straccioni, stupri e rapine, il weekend dei clandestini. Per fortuna che c'è Libero che parla di questo allarme sicurezza taciuto su tutti i quotidiani quest'oggi. Ci obbligano, capite cosa significa avere queste barche, barcone, navi importantissime dell'informazione che non compra quasi nessuno, ma poi c'è l'online naturalmente, che deviano l'argomento dove e come vogliono loro. Te capì? Ancora signori, certamente. Dove vado? Vado a fare un giro sul Giornale. No, prima ancora sul Fatto Quotidiano. Nordio era contro le carriere divise, ha tradito la sua storia, signori, virgolettato, è di Casson che ci lavorò a Venezia con Nordio. Il no vince se spieghiamo nel merito, ok? Questo è il titolo principale del quotidiano La Verità. Sì, La Verità è del Fatto Quotidiano, però. C'è Kiev che indaga su un altro rivale di Zelensky, era il numero 1 del settore energia. Democrazia dimezzata, l'eroe che l'aveva salvata dalle bombe. Sono titoli criptici che dovete riuscire a capire, chiaramente per meritarsi l'acquisto 2 euro costa il Fatto Quotidiano e dovete essere perspicaci. Netanyahu e KO, ma risale nei sondaggi. Bennett tenta la sfida, Israele cercasi rivale, oggi il premier non avrebbe i numeri, questo è il principale argomento. No, c'è il fatto economico che ci mette anche questo di un'allegria, ragazzi miei. Noi che siamo cascati nella trappola delle pensioni integrative. Chi di voi non ci ha provato? Dai, le pensioni integrative, la fregatura è in agguato, tela lì. Fondi negoziali, mega business ma piccoli risultati. La Covid, 10,3 milioni di iscritti, però le forme complementari generano dei ritorni risicati, spesso sotto l'inflazione. Sì, vabbè, però meglio che niente, ragazzi, almeno sono riuscito a mettere da parte qualche cosa. Mi diceva mio papà, quando a 20 anni anch'io ho fatto questa cosa e qualcosina sono riuscito a tirar su, dai, porco cane, pochino, certo, pochino. Sono le 8:27, sì, vado, corro ancora a farvi vedere qualche prima pagina, ma tra pochissimo poi entriamo proprio negli argomenti e c'ho veramente dei belli argomenti da mettervi sul tavolo. Il Giornale, memoria corta, così la sinistra aiutava i ricchi. E anche qua si ricorda di quando Draghi tagliò l'IRPEF ai redditi alti con il sì di Dem e 5 Stelle. Banca Italia non protestò. Giorgetti, e la sua frase ormai criptica ma chiarissima, massacrati, siamo nel giusto.
ai ceti bassi 18 miliardi, classe media italiana la più stangata al mondo. Eccolo qua il precedente che non si vuole ricordare. Nel dicembre 2021 il governo toccò 3 aliquote IRPEF dando un beneficio massimo di 765 euro contro i 440 di adesso. Non fu messo un limite a 200.000 euro e dello sconto godettero anche i veri ricchi. Il PD e i 5 Stelle non solo non protestarono ma votarono il maxi sconto ai milionari. Lo criticò come oggi l'UPB, ma Banca Italia quella volta fece scena muta. In prima pagina sul Giornale la foto, e prima o poi si doveva vederla, Mamdani in moschea che grida Allah Akbar. Il sindaco di New York a Porto Rico: no, non butta nessuna bomba, non ammazza nessuno, non è bisogna mica per forza ammazzare qualcuno gridando all'Akbar, è la moda del momento, sì, storica, però in questo caso ha soltanto pregato Mamdani in moschea, ok? La facciamo vedere anche ai nostri amici di sinistra? Speriamo di sì. Ancora Alberto Brambilla, signori, segnalazione in prima pagina sul Giornale, che ci spiega come questi aiuti a chi guadagna 2.000 euro al mese servano, ed è come, a parte che sono quelli che non hanno mai avuto nessun aiuto, ma servono perché questo è il vero ceto produttivo. Finalmente la manovra tutela il ceto produttivo, dice oggi sul Giornale Alberto Brambilla. E tra poco avremo modo anche qua di tuffarci nelle polemiche. Prima però, dove vorreste che vado? Cos'è che manca? Manca la stampa, ve l'ho letta poco. Volete qualcosa di più sulla stampa? Niente scherzi, no? Una titolazione del quotidiano Il Tempo, che scherza come al solito oggi mettendo i pauperisti del gozzo, e non è una brutta parola, perché? Perché è saltato fuori che Fico, ex presidente della Camera, con tutti i guardiani giorno e notte sempre intorno a lui, c'ha anche una barca, anche c'ha un gozzo parcheggiato in un modo o nell'altro in un'area militare. Dopo il caso della barca di Fico ci mancavano solo Schlein e Conte, per loro è ricco chi guadagna 2.000 euro. Giorgetti: siamo stati massacrati per aver cercato di aiutare il ceto medio, ma quanto PD e 5 Stelle governavano con Draghi votarono sconti ai redditi più alti, mentre oggi rispolverano la patrimoniale e difendono chi occupa le case. Questo è il titolo principale, con l'editoriale di Tommaso Cerno, la Schlein Tax dei sinistri su Marte. In centropagina sul Tempo c'è anche la sfida allo Stato. Fratelli d'Italia va all'attacco di Hanun, propaganda al fondamentalismo, ora la legge sull'Islam radicale. E l'intervista ad Hassan Kalgoumi, l'allarme dell'imam di Francia che dice: i fratelli musulmani sono terroristi. Italia, svegliati e combattili. Voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La settimana inizia con il tempo indeciso, miglioramento sull'Italia, anche al sud. In mattinata residue precipitazioni potranno interessare in maniera piuttosto irregolare le regioni meridionali, specie il basso versante tirrenico e la Puglia. Schierite sempre più generose al centro, bel tempo al nord, salvo foschie. Nel pomeriggio ulteriore miglioramento anche sulle estreme regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Buongiorno
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Care amiche, cari amici di Radio Libertà, allora siamo pronti, l'olio nuovo sta scendendo dal frantoio, un momento importante, e anche le confezioni di Natale sono praticamente pronte. Le potete trovare, tenete d'occhio il sito olioacerbis.com, oppure per informazioni chiamate 030 68 40 408. Insomma, a Natale, se volete fare un regalo bello, dopo se uno vuole regalare il ciondolino, la berrettina, alienarsi perché cosa gli regaliamo, no, perché la scarpina che canta e la calzina che fa le feste l'abbiamo già regalata l'anno scorso. Insomma, seduti, chiamate 030 68 40 408, regalate olio Acerbis e specialità gastronomiche Acerbis, che non si trova nei negozi. Chi riceverà o la confezione da 50 euro, da 59, da 75 o da 79, o la latta bellissima da 5 litri, e assaggerà questi prodotti, specialmente chiaramente l'olio, vi chiamerà e vi dirà: guarda, mi hai fatto un regalo bello. Fosse anche la confezione Stella che costa 50 euro, regalate genuinità, italianità, e sempre presente come prima cosa la poesia in pergamena per dare un senso importante a questa festività. 030 68 40 408, chiamate e informatevi sulle nostre confezioni natalizie Acerbis 2025, qualcosa di unico, di bello, di italiano e di genuino. Oppure olioacerbis.com. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove, siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile, inafferrabile, la tua assenza che mi appartiene. Siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, e siamo già così lontani. Con il cielo nella mente sto correndo verso te, siamo nella stessa sorte che tagliente ci cambierà. Aspettiamo solo un segno, un destino, un'eternità, e dimmi come posso fare per raggiungerti adesso. Siamo gocce di un passato che non può più tornare. Questo tempo ci ha tradito, è inafferrabile.
È una delle colonne musicali della nostra radio in questo periodo, Deborah Blumetti, insegnante di canto, ma con questa voce, ragazzi miei, ci fa meditare alle 8:37 del mattino, riprendendo una delle canzoni più famose e complicate cantate da Giorgia, Gocce di memoria, anno 2003, fu un omaggio al suo ex compagno Alex Baroni, grandissimo artista anche questo, di cui abbiamo ascoltato troppo poco, scomparso un anno prima, nel 2002, in un incidente stradale. Qui si esalta in questo pezzo, Gocce di memoria, il potere dei ricordi, che anche dopo la morte continuano a tenerci uniti alle persone che abbiamo amato. È un bell'invito anche per tutti voi, a essere positivi, pensando anche al passato, utilizzandolo magari per migliorare il nostro presente e migliorare magari i titoli che ci sono questa mattina sui giornali. Buongiorno, sono Sammy Varin, grazie per averci acceso, anche quelli di Facebook e di YouTube, grazie per riascoltarvi questa rassegna stampa, che non è una rassegna stampa vera e propria, ma che si avvicina. Certo, cerchiamo di mettervi sul tavolo molti argomenti, quelli importanti, ma soprattutto quelli meno importanti, o meglio, quelli a cui i quotidiani oggi danno meno importanza. Clara se la prende con Claudia Fusani. Ci sono donne, nonché giornaliste, Claudia Fusani, che ha detto su Rete 4 che è una percezione ciò che sta succedendo nelle città italiane, che lo vada a chiedere a quelle donne stuprate o molestate. No, cara Clara, anche la Claudia Fusani ha cominciato a dire che non è solo una percezione. È il bello che la sinistra adesso, e ne parliamo anche alle 9 con il nostro ospite, arriva l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, il bello è che la sinistra adesso ha cominciato a girare la frittata, dicendo che la colpa è del governo, che c'è poca sicurezza, insomma, e queste cose che succedono e ci vuole più polizie. Qui ha girato completamente la narrazione. Questo è interessante perché qualcosa sta cambiando. È chiaro che la gira in attesa che arrivi un nuovo sindaco, un nuovo leader, visto che la Schlein proprio da leader non riescono proprio a metterla lì sul piedistallo, e trovano qualcun altro di sicuro. Se siete musulmani o avete la faccia comunque da musulmano, fatevi avanti, perché il PD vi vuole e caccia al musulmano per farlo sindaco. E certo, 340-6709-659, sto leggendo i vostri WhatsApp. Mamma mia, ho sentito in Radio Libertà un comunista chiedere di tassare i poveri vecchietti che hanno cani, ma sanno parlare di tasse, assurdo non capire che non se ne può più, c'è un limite a tutto, anche alle tasse. Silvio ci scrive: Silvio, quanti cani hai? Ne parliamo alle 11:45 di animalismo. Le belle proposte, buone proposte della Lega, ma era una buttata quella di Enzo. Silvio, non sai stare agli scherzi. Ciao Sammy, ma perché la Lega si fa carico di tutte le rogne e gli altri prendono i voti? Extracomunitari, finanziaria, ponte. Bella anche questa meditazione. Noi abbiamo sempre voluto fare il lavoro sporco, è vero, e molto spesso poi gli altri si prendono il successo. No, non è così, semplicemente te l'ho detto, è una ruota che gira, la politica. È giusto che adesso ci sia Fratelli d'Italia premiata, la Meloni sta lavorando benissimo, il bello è riuscire a fare squadra e portare avanti le nostre idee, che sono anche le vostre, cari ascoltatori, all'interno del governo. Il problema è sempre lì, che se noi mettiamo le buone idee, le proteste, le vostre proteste diventano proposte e poi leggi, poi c'è qualcuno che non le applica o semplicemente che le cambia, storpiandole e immaginando altre cose quando leggono queste leggi. Stiamo parlando di certi giudici o certi magistrati. Certo che sentir parlare di autonomia mi viene in mente il detto: chi vive sperando muore disperato. Era così il detto. Del resto noi coglioni del nord di speranze ne abbiamo avute un sacco, ma chissà come mai nessuna si è concretizzata. Quindi, per concludere, l'autonomia forse la vedranno i suoi pronipoti, signor Varin. Grazie dell'ottimismo, caro Gino. Io non sono così pessimista, ti dico la verità.
Semplicemente ti ho detto, bisogna continuare, perseverare con gentilezza e dopo un po' magari far anche capire che non siamo scemi. Ecco, questo lo possiamo far capire secondo voi? Ciao Sammy, io non capisco perché gli italiani non fanno un bello sciopero contro questi giudici corrotti. Bravo Giorgio da Oristano, bella idea assolutamente, mi piace, mi piace, mi piace. Intanto c'è un referendum da votare in primavera e questo è importante. Per fortuna non ha quorum, lo dico subito, quindi non importa in quanti ci andiamo, ma bisogna assolutamente votarlo. E qui arrivano dentro i rifugiati di tutto il mondo senza niente in tasca, figli, genitori, nonni, tutti da mantenere. Chi paga? Chi ridistribuisce? Le banche no, i grandi patrimoni no. E allora chi? Perché non tassano la prima casa? Hanno ville e castelli come prima casa e non pagano niente. Perché non mettono anche una piccola tassa sui cani? Questa l'ho già sentita, perdonatevi. La sinistra è proprio fuori di testa, è nemica del popolo. Mi meraviglia che gli italiani li odia ancora. Gli dia ancora il voto alla sinistra. Ma cosa vuole islamizzare l'Italia? Cosa credono che i musulmani si alleano col PD? Secondo me si sbagliano, ma quelli hanno la loro politica, non è quella del PD. Chi lo sa? I musulmani sfruttano il PD, poi fanno quello che devono, il PD li manda solo al potere. E si cerca il potere. E siccome non c'è un personaggio di sinistra che possa incarnarlo, si cerca il musulmano. Si dice sempre una parte di magistratura, ma l'altra parte è possibile che non dica nulla, si faccia sempre mettere sotto? Bella domanda anche questa. Sinceramente, quella di buttare giù gli arcobaleniti dai grattacieli sarebbe l'unico motivo per cui voterò un musulmano. Non scherzare, Marco, scherzare fino a un certo punto. Buongiorno, grazie al cielo i soldati ucraini si arrendono. Guarda un po', i russi non li uccidono. Che cattivoni. Nemmeno quando lavoravo una settimana in più al mese guadagnavo 2.000 euro al mese con moglie e 2 figli in famiglia. Buffoni. È vero, è vero. E ti dico, se per caso ci arrivi a 2.000 euro e con moglie e 2 figli arrivi tranquillamente a zero sul tuo conto corrente alla fine del mese, ma anche sotto lo zero. E ancora, Sammy, ma se uno dei più grandi editori di giornali e senatore della Lega, allora grande leghista. Angelucci poi sempre assente, forse per seguire le sue case di cura. Perdiamo anche un voto, ma c'era bisogno di candidarlo? Maurizio, intanto c'ha in mano un bel potere di informazione Angelucci e non è uno di quelli, da quanto sento, che imponga nulla. C'è anche un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo. Un suggerimento alla Lega in particolare: perché non una volta mettevamo i manifesti con la gallina dalle uova d'oro, adesso facciamo un bel manifesto con un povero operaio, lavoratore italiano che caccia i soldi per mantenere gli immigrati, e che poi la Lega faccia dei comunicati stampa nei quali scrive per filo e per segno quanto spendiamo per mantenere queste risorse. Proprio all'euro, perché io ho sentito 4 miliardi, ma secondo me sono molti di più con l'assistenza sanitaria. Bravo, ci stanno ascoltando molti copywriter della Lega, anche quelli vecchi di un tempo. Fatevi venire qualche idea. Siamo sul Corriere perché subito all'interno a pagina 2, ecco Giancarlo Giorgetti, manovra, ecco perché va difesa, l'Europa fermi l'avanzata cinese. Il ministro dell'economia al Festival Città Impresa, interveniamo sul ceto medio perché eravamo già intervenuti su quelli più svantaggiati. La platea, scrive Daniele Manca oggi a pagina 2 del Corriere, è quella del Festival Bergamo Città Imprese. E da lì che parla il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, in uno di quei tanti triangoli industriali dove si è costruita la competitività italiana che ci ha permesso di giocare una partita che va ben oltre i confini del nostro paese. Competitività che oggi è minacciata da una geopolitica continentale che ha oltrepassato i confini della diplomazia e che usa i meccanismi economici come leve per accrescere politiche di potenza. Ma se pensavamo che fosse la politica tariffaria, i dazi americani, a rappresentare l'ostacolo maggiore alla crescita, ben altri rischi sembrano essere più preoccupanti, stando alle parole del ministro.
Negli ultimi mesi si è registrata un'aggressività spregiudicata da parte della Cina, chiede il Corriere, cosa che rischia di provocare in Europa una progressiva deindustrializzazione. La preoccupazione è palpabile negli appelli delle imprese italiane e non solo. Qual è la strategia del governo italiano a livello internazionale rispetto a un tema che è economico ma anche di geopolitica? Dice Giorgetti. Questo è il vero tema di discussione che deve essere portato all'attenzione dell'Europa. Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo in questi mesi e settimane. Abbiamo rimesso al centro i temi che interessano la nostra industria. Pensi alla tassazione dell'energia, in particolare del gas, che rischia di spiazzare completamente le nostre imprese. Pensi ancora alle discussioni sulla nuova politica tariffaria americana. A giudicare dai dati dell'export negli Stati Uniti, i dazi sembrano aver creato meno problemi di quanto atteso. Ma mentre discutevamo di cosa faceva l'America, c'era un'altra minaccia che si stava creando e arrivava dall'Asia. L'industria cinese, che sta vedendo venir meno il mercato americano, ha dei problemi di ricollocamento dei propri prodotti e così punta sull'Europa. Lo fa utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, alcuni palesemente vietati dalle normative europee: dumping, tassazione di favore, regole sociali e ambientali che non vengono rispettate. Temevamo la politica aggressiva americana sui dazi, mentre i nostri mercati erano nel frattempo così aperti e indifesi di fronte a un'altra aggressività, quella asiatica. Per questo ci siamo mossi anche a livello del G7. È chiaro che si devono ridiscutere le regole del commercio a livello globale. Non può esserci un accesso libero e indiscriminato soltanto ad alcuni mercati come il nostro. Eccolo qua il vero argomento che non viene discusso da nessun quotidiano: il pericolo cinese, che vi avevamo già preannunciato negli scorsi mesi, quando si è cominciato a parlare di dazi verso la Cina, che adesso sono un po' diminuiti, ma intanto le porte dell'Europa sono apertissime alla Cina e quello che non riesce ad arrivare più in America arriverà da noi. Siamo sempre sul Corriere, certamente, con un paginone dove c'è Giorgetti che parla. In quell'altro c'è il nuovo attacco sul fisco della Schlein. Basta favori a chi guadagna di più, redistribuire la ricchezza. E la parola del giorno, anche se non viene mai nominata dalla Schlein, è patrimoniale, un prelievo fiscale sulla ricchezza netta. Può colpire beni mobili o immobili, può essere temporanea o permanente, progressiva o con una percentuale di prelievo fisso. E voilà, signore e signori, eccolo lì, il ministro Giorgetti. Guardi i dati, non siamo noi ma l'Istat a dire che dell'intervento sull'aliquota IRPEF beneficeranno per l'85% le famiglie più ricche della fascia interessata, cioè daranno 30 euro all'anno in più a chi guadagna 30.000 euro, 440 all'anno in più a chi ne guadagna 199.000. Ancora una volta stanno aiutando i ricchi. Paginone sul quotidiano Il Corriere, a pagina 3 la Schlein. C'è spazio anche per Conte, perché Conte si sfila dal PD parlando di sicurezza. Oddio mio, cosa succede? Puntare sulla sicurezza e no alla patrimoniale. Conte detta la linea da aspirante premier. Il pressing su Schlein e quel pensiero a Palazzo Chigi. Ne parla Tommaso Labate oggi sul quotidiano Il Corriere. Giro di nuovo la pagina. Ed eccolo qua, cos'è successo? L'Albanese, dai, a Reggio Emilia ho sbagliato, non ridirei più quelle frasi, te lo ricordi, quando ha zittito il sindaco del PD? Più partiti volevano candidarmi, ma ho sempre rifiutato. Intervista a Francesca Albanese, 58 anni, giurista specializzata in diritti umani e Medio Oriente, dal 2022 relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi occupati. Su Gaza si è risvegliata una coscienza tra i giovani. Oggi l'intervista di Francesco Battistini sul quotidiano Il Corriere. Giriamo di nuovo la pagina al
Alegher anche in versione digitale, certamente il data room della Gabanelli, che ci racconta come i nostri spostamenti vengono spiati e venduti, ma soprattutto la pagina successiva, pagina 19, solo pochi riquadretti sugli altri quotidiani, ma sul Corriere c'è un paginone, no, veramente una mezza pagina, su Duce, marcia su Roma, leggi razziali, Vannacci riscrive il fascismo, è bufera. Il generale sui social: non fu colpo di Stato, ira delle opposizioni. La comunità ebraica: vergogna. Insomma, ripetizioni per chi la storia l'ha studiata nel manuale del PD. L'avete visto su Instagram? Il titolo è già tutto un programma, lo svolgimento, una rilettura degli eventi del ventennio affidata a uno storico senza cattedra come Roberto Vannacci ha scatenato l'ennesima polemica con al centro il vice segretario della Lega. Il post pubblicato nella serata di sabato nelle intenzioni dell'ex generale della Folgore e attuale eurodeputato dovrebbe avere una funzione revisionista, una sorta di riscrittura della storia che parte dalla figura di Benito Mussolini, che il 15 maggio 1921 viene eletto in Parlamento con i fasci italiani di combattimento, fu il terzo deputato più votato d'Italia. Una premessa che conduce a un'affermazione che ha fatto saltare sulla sedia in tanti: il fascismo, almeno fino alla metà degli anni 30, esercitò il potere attraverso gli strumenti previsti dallo Statuto Albertino, cioè all'interno dell'ordinamento giuridico del Regno d'Italia. L'articolo prosegue, ma a noi della Lega non ce ne fotte assolutamente niente del fascismo. Lo dico io, lo dice Massimiliano Romeo, lo scrive anche a pagina 19 il Corriere. Ma la Lega pensa ad altro, i malumori per l'ennesima incursione. Non è la prima volta, e conoscendo il personaggio che sulla storia gigioneggia, non sarà nemmeno l'ultima. Ma nella Lega le uscite di Roberto Vannacci su fascismo e dintorni sono vissute con sempre maggiore fastidio. A caldo, il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo si lascia sfuggire solo una frase che, pur dialetticamente morbida, marca una distanza: prendo atto delle dichiarazioni di Vannacci, ma il cuore della Lega pensa ad altro. Ma è nelle chat del popolo leghista che monta la rabbia per l'ennesima uscita, ritenuta una provocazione dell'ex generale che Matteo Salvini ha voluto gratificare del ruolo di vice segretario federale. Noi abbiamo sempre detto alla sinistra di smetterla di guardare al passato, scrive un vecchio militante, a noi del fascismo non frega niente, ce lo ha insegnato Umberto Bossi. È noto che l'ingresso della Lega nella Lega di Vannacci è sempre stato mal sopportato dalla vecchia guardia. Più d'uno degli esponenti di vertice del partito lo scorso anno disse chiaramente che non lo avrebbe votato alle europee. Ma perché abbiamo votato quelli che conosciamo, scusa, c'è gente che da 20 anni che fa qualcosa per il proprio territorio. Io ho votato questi, ma moltissimi hanno votato Vannacci proprio perché era la novità e perché parlava e parla molto bene. Ma l'altissimo numero di preferenze conquistate, oltre 500.000, è stato fondamentale per tenere la Lega al 9%. I malumori sono dovuti rimanere confinati negli sfoghi personali. Salvini ha sempre detto che l'ex generale è un valore aggiunto, porta consensi da settori esterni alla Lega. Al congresso di Firenze della primavera scorsa Vannacci ha preso la tessera, un mese dopo ecco la nomina a vice segretario. La sua linea di condotta è rimasta sempre la stessa: i continui richiami alla decima mas, le stroncature del politicamente corretto, le provocazioni sugli orientamenti sessuali. Ma alle regionali in Toscana, dove era commissario, il primo flop, ed ora un nuovo caso, l'insofferenza che cresce. Siete insofferenti? Guarda, io sono dentro in non so quante chat della Lega. Finora non ha scritto nessuno, non ce ne frega assolutamente nulla. Però se lo scrive il Corriere è vero, sicuramente. Il Corriere intervista Alberto Tomba. Ero un ragazzo timido e mi allenavo tantissimo, girai il podio per evitare di dare le spalle ai tifosi. Bellissima intervista, 2 paginone sul quotidiano Il Corriere. Vado sul Giornale.
All'interno del quotidiano Il Giornale, l'intervista con Alberto Brambilla, che ben conosciamo. Il professor Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali, ex sottosegretario al Ministero del Welfare. La manovra del governo Meloni introduce elementi di giustizia sociale a favore del ceto medio, senza prevedere favori per i ricchi, come invece sostiene la sinistra. Il titolo principale dell'intervista a pagina 3 del Giornale è "Il nostro ceto medio mantiene il paese, la manovra la tutela. Tutto il fisco sulle spalle di una fascia ristretta di popolazione". Quindi, una volta tanto, si aiuta chi tira avanti la barchetta. Lo scaglione che dichiara più di 35.000 euro assicura oltre il 64% delle tasse. Siamo già pieni di patrimoniali. Landini deve occuparsi del rinnovo dei contratti. E ancora, miliardi spesi nel gioco d'azzardo, l'Istat riveda gli indici di povertà. Signori, interessantissima l'intervista ad Alberto Brambilla a pagina 3 del quotidiano Il Giornale. Dice cose che altri proprio non dicono. Sempre sul quotidiano Il Giornale si parla della verità sulle tasse, già 18 miliardi destinati per i lavoratori più poveri, dai bonus per le madri alle card fino agli aumenti detassati, la manovra più risorse per i meno abbienti. E a proposito anche del taglio del cuneo, che è stato concentrato sulle fasce più deboli, si parla in taglio basso dei comunisti col Rolex. A casa Fratoianni 200.000 euro all'anno. I redditi di lusso dei coniugi deputati e la Camusso che incassa 187.000 euro. Ci vuole troppo poco ad andare a controllare, è vero? A pagina 9 il Giornale è uno dei pochi che mette un piccolo riquadro su Salvini Cartoon. Sì, Salvini Cartoon Disney alle prese con il ponte. La fidanzata del leader leghista posta un video creato con l'intelligenza artificiale. Un video con un finto cartone animato di Matteo Salvini in versione Disney, intento a costruire un ponte per sognare sullo stretto di Messina. Lo ha postato ieri sul suo account Instagram Francesca Verdini, compagna del vice premier e produttrice cinematografica. Un cartoon creato dall'intelligenza artificiale dove l'avatar animato del leader leghista, con tanto di felpa, barba e modellino in 3D del ponte, ribadisce il suo impegno per la grande opera. Tutti mi dicono che è impossibile, ma quando chiudo gli occhi io lo vedo. Una voce fuori campo gli replica che un ponte tra due mari è una follia, ma Salvini, sognatore come tutti gli eroi Disney, non molla. Forse, ma ogni sogno grande, nasce così. Una voce femminile gli chiede se lo costruirà davvero e Salvini conferma: non per me ma per tutti. Tra Sicilia e Calabria ci sarà un ponte di speranza. Il reel che Francesca Verdini ha postato tra le storie Instagram è stato accolto con un mix di garbata ironia e simpatia per il gesto di affetto della fidanzata del vice premier, ma c'è anche chi ne ha approfittato per insultare. Oh ragazzi, la normalità. Il ponte che unisce continua a dividere l'Italia del fare da quella del no. Eccolo sul quotidiano Il Giornale. Il riquadro è forse uno dei pochi quotidiani che parla anche di questa storia molto dolce, molto romantica, forse un poco sognatrice. Allora andiamo su Instagram e sentiamo questa storia. Com'è? Sentiamo. Matteo, è una follia. Forse, ma ogni sogno grande nasce così. Lo costruirai davvero? Non per me, per tutti noi. Tra Sicilia e Calabria ci sarà un ponte di speranza. Allora costruiamo. Prossimamente al cinema e su Disney Plus.
azzurro è l'occhio, tuo scallocchio nero, l'arte nel suo mistero, le diverse bellezze insieme confonde, ma nel ritrovo sei, il mio solo pensiero, il mio solo pensiero sei tu. Oh là là, ragazzi miei, che forza, che potenza, quella che ci vuole per affrontare una nuova settimana con Federico Pacciotti, il suo ultimo album appena presentato al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, è registrato tutto live con una fantastica orchestra, quindi se siete amanti del genere è da ritrovare sugli store digitali, su YouTube. Federico Pacciotti, quella che abbiamo sentito era Recondita Armonia. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi augura la buona settimana con il capogruppo della Lega alla Camera e segretario piemontese, onorevole Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, saluto tutti. Grazie per essere con noi. Sabato scorso sicurezza e diritti, ne abbiamo parlato a Ghedi in provincia di Brescia e tu eri ospite, ma intanto oggi sui quotidiani, ragazzi, parlare di sicurezza è difficilissimo, perché il potere mediatico ci ha portato a parlare di altri argomenti, del quello che stava facendo Giorgetti, che si è dovuto difendere, eccetera. Per fortuna che c'è il quotidiano La Verità, perché dobbiamo ricordarlo, c'è stato un altro picco di violenza brutale che ha caratterizzato la cronaca degli scorsi giorni, da Gaia Aulenti, sui treni, Firenze. Le telecamere, nonostante la privacy invocata dal PD, ci sono, ma adesso il Partito Democratico sta girando completamente la frittata dicendo che la colpa di tutta questa insicurezza, o forse sono riusciti anche a capire che non è più soltanto una sensazione quella di insicurezza, è davvero è un problema. Oggi sul quotidiano La Verità c'è l'intervista proprio con te. Riccardo Molinari oggi sulla Verità annuncia un pacchetto sicurezza bis. E allora io ti chiedo, chiaramente da giornalista, ma anche da leghista tessera RIA del 1986, dove stiamo sbagliando? Perché adesso ci stanno rivoltando la frittata contro questo governo dicendo che non c'è abbastanza polizia. Dove sta l'errore? A me viene il dubbio che l'errore sia che noi stiamo facendo le leggi, ma poi c'è qualcuno che non le applica o che le modifica o che le esaspera a proprio tornaconto politico, o forse no? Riccardo Molinari. Beh, sicuramente molte delle leggi che sono state fatte nei decreti di sicurezza potrebbero già risolvere alcuni problemi e purtroppo non vengono applicate. Un esempio su tutti è il caso dei cosiddetti centri di accoglienza in Albania. Quello è l'esempio di cui si parla di più, perché aver costruito questi centri per poterli utilizzare per in qualche modo detenere gli immigrati che arrivano dai cosiddetti paesi sicuri, seguendo una procedura peraltro che è approvata dall'Europa e che tanti paesi europei stanno seguendo, perché è stata l'Europa a indicare come soluzione per il contenimento degli immigrati quello di creare degli hotspot nei cosiddetti paesi terzi, quindi paesi fuori dall'Unione, per gestirne il rimpatrio o l'eventuale assegnazione del permesso di soggiorno.
e dando a ogni paese la facoltà di decidere quali siano i cosiddetti paesi sicuri. E in Italia invece vediamo che, pur essendo stati i primi a farlo, di fatto i magistrati non applicano queste norme e quindi quei centri sono di fatto inutilizzati. Quindi questo è l'esempio più rampante, ma se ne potrebbero fare tanti altri. Pensate a tutto il caos che ha fatto l'opposizione quando si è approvato il decreto sicurezza per quanto riguarda il tema delle manifestazioni, del blocco delle ferrovie, delle strade. Si è detto che in Italia sarebbe stato impossibile manifestare, si è detto che si voleva reprimere il dissenso. Abbiamo visto poi con le cosiddette manifestazioni pro Palma, purtroppo temo lo vedremo anche mano a mano che ci avviciniamo alla manovra con gli scioperi annunciati contro la legge di bilancio. Abbiamo visto invece stazioni bloccate, aeroporti bloccati, autostrade bloccate, e non mi pare che ci sia stata una raffica di arresti come si voleva far credere. Quindi anche lì una legge è stata fatta, però evidentemente non viene applicata. Quindi un problema di applicazione delle leggi che facciamo esiste, e anche il motivo per cui quando si interviene sulla sicurezza, tra le altre cose, si tende ad aumentare le pene o aumentare le aggravanti, non si fa per un gusto sadico, perché, come dice la sinistra, sappiamo affrontare il tema sicurezza soltanto con le norme penali, ma lo si fa perché aumentando le pene in qualche modo si dovrebbe mettere in condizione i magistrati che devono decidere di dare una risposta concreta, quindi di far arrestare o di trattenere le persone che compiono determinati reati. Ad esempio, una cosa su tutte, aver creato un reato ad hoc di lesione ai pubblici ufficiali serve per dimostrare che quel tipo di violenza è più grave rispetto ad altre. Quindi chi aggredisce un agente di polizia nello svolgere le sue funzioni deve essere sanzionato maggiormente. Oppure abbiamo alzato a 6 anni la pena per le truffe verso gli anziani. Perché? Perché chiaramente truffare una persona anziana con i mezzi tecnologici che ci sono oggi porta, diciamo, un discredito maggiore, è un comportamento più grave che una truffa ordinaria, e quindi vogliamo che sia sanzionato per tutelare le parti più deboli, quindi in questo caso gli anziani. La rivolta in carcere è un nuovo reato che abbiamo creato per tutelare gli agenti della polizia penitenziaria, che diversamente restavano di fatto costretti a dover lavorare con persone che li aggredivano, li sputavano, li mettevano le mani addosso, senza di fatto essere tutelati. Quindi da una parte abbiamo dovuto aggravare le pene o creare nuovi reati per dare risposte a comportamenti che diversamente non venivano sanzionati, dall'altra poi c'è tutta la parte invece non che riguarda il codice penale, ma che riguarda le nuove assunzioni nella polizia, che riguarda il rinnovo del contratto di polizia, che riguarda insomma il personale degli agenti di forza il personale degli agenti di forza dell'ordine e i loro stipendi, l'operazione strade sicure, stazioni sicure, che ha rimesso in strada migliaia di militari per aiutare le forze di polizia, che invece sono, diciamo, interventi più strutturali che servono a rinforzare chi ha il compito di gestire la sicurezza. Quindi il quadro è questo, si è fatto tanto, anch'io come te ritengo ridicolo che chi in questi 3 anni ci ha sempre criticato per i decreti di sicurezza, per la lotta all'immigrazione, per le politiche di sicurezza che hanno messo più militari in strada e più poliziotti in strada, oggi perché in legge di bilancio sulla sicurezza c'è pochino, ci venga a fare la morale. Fa decisamente ridere. Chiaro, signori. Oggi da acquistare il quotidiano La Verità con l'intervista a Riccardo Molinari. E intanto questa settimana cosa succede alla Camera? Che cosa si muove, Riccardo? Questa settimana avremo un provvedimento molto importante del nostro ministro Valditara, che è il provvedimento sul consenso informato, che inizieremo la discussione, poi credo che sarà approvato nelle settimane successive, ma è un provvedimento importante perché è il cosiddetto provvedimento per evitare l'insegnamento del gender a scuola, tanto per capirci. Cioè si prevede che le famiglie debbano dare un consenso eventualmente per far partecipare i figli a questi corsi di educazione affettiva o insomma chiamiamoli come si vuole chiamarli. Quindi quello è certamente un provvedimento importante. Poi c'è un provvedimento sui frontalieri, quindi un accordo tra Italia e Svizzera e un paio di mozioni credo, ma diciamo che i 2 temi principali sono frontalieri e provvedimento di Valditara.
E mi raccomando, cari genitori, leggete quando vi arriva la mail dalla scuola, perché adesso cominciano anche a inviarne per ogni stupidata. Cerchiamo di leggerli, perché se qualcuno deve entrare in classe, voi dovete essere informati su chi è, di cosa vuole parlare. Ci fermiamo, ringraziamo come sempre per la presenza ogni lunedì a quest'ora l'onorevole Riccardo Molinari. Buona settimana. Grazie Sammy, un saluto a tutti. Un saluto a voi. Qui Parlamento. Che vi siete sintonizzati adesso su Radio Libertà. Se vi siete persi un pezzo di rassegna, tranquilli, la sera alle 20 va in onda il meglio o il peggio della rassegna stampa, e inoltre sul sito radiolibertà.net ritrovate la rassegna stampa e le altre trasmissioni di Radio Libertà, quindi potete scaricarle dalla sezione podcast e riascoltarle quando e come volete. Siamo d'accordo con la tassa sui cani, perché malgrado i vari richiami del sindaco, le strade sono piene di escrementi. In genere le persone capiscono solo quando vengono toccate coi soldi. Oh, ma senti un po', un ascoltatore ridendo e scherzando aveva proposto la tassa sui cani, è molto piddina sicuramente, però qualcuno è d'accordo. Sì, ci vuole, ma per favore, anche sui gatti a questo punto, io ne ho 3, che cavolo, mi dissanguo. Ciao Sammy, i sinistroidi vanno avanti a suon di errori enormi che stanno modificando e rovinando la nostra società con i risultati che vediamo oggi. Siamo invasi, stuprati, derubati dei nostri beni e delle nostre case, e anche adesso stanno facendo il solito errore enorme per sopravvivere, ovvero cedere davanti all'Islam. Sarebbe ora che si organizzasse una manifestazione contro l'invasione. Non capisco cosa frena i politici. Paura di critiche? E chi se ne frega? C'è chi si organizza uno sciopero ogni venerdì, ormai è una guerra, ci scrive Dani. E Dani ricorda: San Valentino, 14 febbraio, ci sarà una manifestazione della Lega. A me Vannacci piace, dice cose che condivido, ci scrive la Giulia. Albanese, ma chi l'ha proposta per l'Italia all'ONU? Vorrei la storia della nuova Boldrini e di suo marito. Chi la Verdini? Quella della famiglia dei truffatori bancari, la troveremo in politica. Caro Maurizio, no, lei in politica non ci va, in politica ci vanno i truffatori, quelli veri, capito? Sì, sono 6 anni che la mia pensione non sale, ma l'inflazione sì, e arriva il solito comunista che si inventa una nuova tassa, addirittura sul mio cane che mi costa per cure e cibo, ma che mi fa compagnia. Gli chiedo di tassarsi la fidanzata o il cellulare. Una tassa sui cellulari, mamma mia! Silenzio, Sammy Varin. I comunisti di economia non devono proprio parlare, ci scrive Silvio da Torino. Questi sono soltanto alcuni dei tanti messaggi che stanno arrivando, ragazzi. Grazie. Voi restate lì che piano piano io ve li leggo, ma devo rituffarmi sui quotidiani perché sono di corsissima e indietrissimo. Il Tempo quest'oggi, a proposito di pericolo islamista: Fratelli d'Italia va all'attacco di Hanun, propaganda al fondamentalismo, e ora arriva una legge sull'Islam radicale. Ha arrivato anche l'allarme dell'imam di Francia che dice: gli Emirati combattono i fratelli musulmani. Ora anche l'Italia si svegli. Hassan Kalgumi guida la comunità islamica d'Oltralpe. Sono terroristi, vanno fermati, è tempo di agire in Europa, scrive oggi Giulia Sorrentino a pagina 5 del Tempo, con di spalla Suad Spy che scrive: Al-Qaeda e la fatua contro i paesi arabi che non va ignorata. Signori, merita solo per questa pagina l'acquisto del quotidiano Il Tempo. Giriamo quotidiano, anzi l'ultima segnalazione ve la do volentieri perché a pagina 6 c'è l'intervista al magnate americano Jason Pomerank. Qui a New York le società si preparano a scappare da Mamdani. L'imprenditore avverte sulle conseguenze del nuovo sindaco. Potrebbe risentire il turismo con la fuga di miliardi di dollari. Interessante. Giro di nuovo quotidiano. Sono sul quotidiano La Repubblica con l'intervista al ministro Luca Ciriani. Non aiutiamo i milionari, pochi margini per intervenire
avvenire. Il ministro apre a ritocchi su Airbnb e dividendi. La politica prima della ragioneria. Riforma del premierato. Se non riusciremo a farla, cambieremo la legge elettorale. Pagina 4 del quotidiano La Repubblica, il ministro Ciriani, che cerca in qualche modo di difendere quello che il governo sta portando avanti, ma siamo sul quotidiano Repubblica, che parla anche di Steinmeier contro l'AfD. In Germania un pericolo, va abolita. Germania, il presidente sulle voci di un governo CDU e ultradestra, tentativo già fallito a Weimar, dobbiamo seguire la Costituzione. Comunque oggi sul quotidiano Repubblica se ne parla. Giro di nuovo. E 10 anni fa al Bataclan mi sono salvato dai terroristi, ma ho perso l'innocenza. L'ex ostaggio David Fritz Goppinger ricorda l'attacco dell'ISIS al teatro di Parigi. La Francia è andata avanti, le cicatrici restano. Ogni 13 novembre per me è il panico. Il processo ha riparato alcune ferite e ne ha riaperte altre. Con altre 7 persone sopravvissute andiamo nei licei per parlare di libertà e di violenza. Se ne parla quest'oggi sul quotidiano La Repubblica. Mio figlio suicida per colpa dell'intelligenza artificiale. Guardate che stiamo parlando del futuro, ragazzi miei, e non del presente. Qui c'è il presente, ma c'è anche il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Pagina 18 di Repubblica. Il ragazzo si era innamorato di una chat bot. La madre, Meghan, che ha fatto causa all'azienda, è a Roma a una conferenza sugli adolescenti. Il dramma di Sewell, morto a 14 anni. 28 febbraio dell'anno scorso in Florida si è tolto la vita a 14 anni. Sewell si era innamorato di un chatbot, un prodotto dell'intelligenza artificiale che impersonava un personaggio ispirato al Trono di Spade. La madre, Meghan, ha denunciato l'azienda che gestiva l'applicazione, sostenendo che il chatbot abbia contribuito al suicidio del figlio, alimentando un legame emotivo distorto. Attenzione ai nostri figli. Siamo sul quotidiano La Stampa. La buona notizia è a pagina 3. Referendum, il sì è avanti di 10 punti, ma un italiano su 3 si dichiara indeciso. Il 38,9% favorevole alle modifiche contro il 28,9%. La battaglia si giocherà più sulla narrazione. È l'ultimo sondaggio di Alessandra Ghisleri. Una volta tanto non porta sfiga, ragazzi. Ma soprattutto, attenzione, forse stiamo capendo che gran parte delle leggi che il governo sta facendo viene poi stravolto da proprio magistrati e giudici, mica tutti, ma qualcuno. Gli italiani vogliono ordine e sicurezza, inutile che la sinistra rincorra Mamdani. Qui siamo sicuramente su Libero, sulla Verità. No! È il quotidiano La Stampa, pagina 11. L'analisi di Fabrizio Tassinari. Chissà se lavorerà ancora per La Stampa da oggi. Gli elettori del campo largo sono molto più conservatori sull'immigrazione dei loro referenti politici. Ma dai! Gli italiani vogliono ordine e sicurezza, inutile che la sinistra rincorra Mamdani. Capite come hanno girato la frittata? Sì, cioè praticamente protestano sull'immigrazione incontrollata. In Europa c'è un'unica eccezione, la Danimarca, socialdemocrazia, che sull'integrazione ragiona da estrema destra e piace a Meloni. In poche parole, anche la sinistra comincia a svegliarsi sul fronte ordine e sicurezza e chiede più ordine, anche disciplina no, a questo governo. Giro di nuovo la pagina, siamo sempre sul quotidiano La Stampa, che ci ricorda la storia dei cantieri in autostrada, rimborsi agli automobilisti per code e ritardi, misure in vigore da aprile dell'anno prossimo per tratte gestite da un solo concessionario. Le critiche arrivano dal Codacons che dice le società potranno rifarsi aumentando i pedaggi. Che cacchio, paginone oggi sul quotidiano La Stampa. Se incrociate spesso code e ritardi per colpe di cantieri,
potete reagire. Siamo sul quotidiano La Verità, con il titolone in prima pagina clandestini fuori controllo, ma soprattutto all'interno. Siamo a pagina 2. Il PD vuole accogliere più stranieri, ma pensa di non curare i meridionali. Ragazzi, in confronto noi della Lega siamo dei pivelli. Il governatore dell'Emilia-Romagna denuncia enorme pressione sul nostro sistema sanitario da chi viene dalle altre regioni, ma sempre lui lanciò l'idea per i migranti del permesso di soggiorno per merito. Francesco Borgonovo, grandissimo, un nuovo slogan si addice al Partito Democratico: prima gli emiliano-romagnoli. Magari già un po' sentito, come no, ma pur sempre efficace. Il fatto è che i Dem della regione rossa da qualche giorno si sono collocati su una linea condivisibile ma curiosa. Sostengono che il loro grande problema arrivi da fuori confine e non si tratta dei migranti, ma di un altro tipo di stranieri, quelli che arrivano dalle altre regioni d'Italia. Signori, qua mi fermo, ma oggi il quotidiano La Verità con Francesco Borgonovo. Francesco, ti rivogliamo qui a Radio Libertà. È assolutamente da conquistare, non da acquistare, ma da conquistare, perché ce ne sono sempre poche copie, perché a pagina 3 parla anche di clandestini fuori controllo. È un'emergenza ed è l'unico quotidiano che ne parla, perché oggi tutti quanti, e certo la finanziaria, Giorgetti, i ricchi a 2000 euro, non c'è due senza tre, terza violenza consecutiva a opera di irregolari. Ieri è stato arrestato un pakistano che tentava di stuprare una commessa a Cantù. L'opposizione e certa magistratura a sinistra però fanno di tutto pur di bloccare respingimenti e rimpatri. Avete capito la vera emergenza? E non se ne parla oggi sui giornali, ragazzi. Ve l'ho messa sul tavolo, ma con fatica ho trovato questi argomenti su alcuni quotidiani. È chiaro, giudici, magistrati cambiano le leggi, le osservano, certo, ma le modificano, le interpretano a loro piacimento, e quindi l'immigrato non lo puoi rispedire a casa se non in particolarissime situazioni, e se starnuta è un bel problema. Se l'immigrato starnuta non lo puoi rimpatriare. Solo un piccolo riquadro sulla Verità che riguarda Vannacci sul Duce: il fascismo non fu un colpo di stato, ancora bufera sul generale Vannacci, ma naturalmente se vuoi passare in prima pagina sui giornali devi fare così. La Verità, pagina 9, intervista Riccardo Molinari, il capogruppo leghista alla Camera. Stiamo preparando un pacchetto sicurezza bis, rafforzeremo la legittima difesa. Avete sentito in alcuni casi, la legittima difesa è davvero legittima, ti puoi difendere se sei a casa tua, ed estenderemo la legge antisgomberi anche alla seconda casa. I militari nelle strade vanno aumentati, a differenza di ciò che dice un certo ministro Crosetto. Federico Novella oggi intervista Riccardo Molinari sul quotidiano La Verità, con Mamdani che ha sedotto una città a suon di bugie. Nella religione musulmana la taqiyya è la menzogna rivolta agli infedeli per conquistare il potere. Il neosindaco di New York ne ha fatto buon uso, associandosi al mondo LGBT che, pur incompatibile col suo credo, mina dall'interno la società occidentale. Interessantissimo il discorso di Silvana De Mari oggi a pagina 17 della Verità. E io apro le linee allo 0292947222, il più veloce entra in diretta, mentre mi tuffo sul quotidiano Libero che all'interno dice: altro che aiuto ai ricchi, ecco chi paga l'IRPEF e il precedente di Draghi. Insomma, la finanziaria riduce le imposte a quel 17% che versa il 63,7% del gettito IRPEF, cioè quelli che pagano le tasse. Nel 2021 l'ex premier varò uno sconto simile, ma Banca Italia non fiatò. Ce ne parla e ce lo ricorda proprio oggi il quotidiano Libero, con Giorgetti che tira dritto su Banca Italia e Istat. Ci hanno massacrato, ma abbiamo ragione. E chi è questa qua? Ossinur, la Salis e la fame gnam di patrimoniali in Italia, in Europa
ovunque l'estrema sinistra minaccia e fa paura, certo, fa paura. Signori, ancora sul quotidiano Libero, l'esclusiva di questo giornale che parla della scorta anche in aereo per le spese del Contiano. Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Per oltre 1 anno e mezzo Fico, che Fico, ha avuto agenti romani al seguito, sia a terra che in cielo, nonostante il protocollo non lo prevedesse. È l'emblema della doppia morale dei 5 Stelle. Paginone a pagina 5 del quotidiano Libero. Mentre Ranucci non si ferma più, in onda gli SMS della Meloni. La puntata di ieri ha scodellato i messaggi della Presidente del Consiglio ai tempi del Covid, tutto per assalire il garante che ha multato la trasmissione. Ultima segnalazione, state lì che adesso vi passo in diretta. Pagina 8 del quotidiano Libero, tra fanatici di Gaza e comunisti è partita la caccia rossa al voto degli stranieri. La sinistra è già piena di piccoli mandani. 0292947222, che brutte facce, mamma mia. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Beh, che noi siamo sotto un'offensiva da parte della sinistra, che sia parlamentare, che sia non parlamentare, non intendo soltanto extraparlamentare, ma al di fuori del Parlamento, come possono essere i sindacati o anche la magistratura, è evidente. Tu hai mai sentito intervenire la Corte dei Conti sui banchi a rotelle dei grillini nel 2018? Mi sembra di no. E neanche sul 110%, sulle ristrutturazioni? Certo che no, e si sapeva che avrebbero avuto ripercussioni sui bilanci degli anni a venire. Hai mai visto tu delle dimostrazioni di piazza per l'Ucraina? Si sono mossi per Gaza, ma non si sono mossi per l'Ucraina. E ancora, i sindacati hanno fatto delle dimostrazioni, degli scioperi, quando Amato ci chiese il 6 per 1000 sui conti, o sui famosi 85 euro dell'eurotassa della Bindi, o ancora quando l'Italia, che mi sembra ci fosse D'Alema all'epoca come premier, mandò a bombardare la Serbia. Mi sembra che non si mosse quasi nessuno, forse qualcosa venne fatto, ma era soltanto una facciata. Quindi noi siamo sotto un'offensiva mostruosa da parte della sinistra, che vuole far vedere agli italiani che questo governo è assolutamente inefficace anche sul discorso dell'immigrazione o sulla sicurezza nelle strade. Giustamente tu hai detto che le leggi, che anche se vengono approvate dal Parlamento, non vengono poi eseguite dalla magistratura, vengono insomma interpretate. Ma questo purtroppo fa parte del diritto romano, perché noi siamo soggetti al diritto romano che interpreta le leggi, mentre il diritto anglosassone è portato a eseguirle. Ti saluto, ciao sempre. Grazie. Se siete a caccia di queste argomentazioni, oggi il quotidiano Libero è vostro e a pagina 9 si parla di ideologia da sbarco e quanto può pesare il voto degli immigrati sulla politica italiana, e a pagina 15 stupri, spaccio, rapine. È stato un weekend da paura firmato da extracomunitari, ma nessuno ne parla. Oggi nessuno ne parla. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, ciao Sammy, sono al telefono del Como. Niente, io volevo parlare sulla proposta che ha fatto la sinistra. Loro dicono che i soldi glieli danno i ricchi, ma loro prendono 180.000 euro all'anno. Perché non si autotassano loro? Perché sono super ricchi, perché 180.000 euro all'anno lo prende uno di un certo livello lavorativo, un dirigente, loro prendono troppi soldi. Dunque sarebbe utile che la sinistra si tassano loro per la gente che ha meno soldi. Grazie caro, assolutamente sì. Chissà mai che magari qualche quotidiano lo proponga. L'ultima telefonata, pronto? Ciao Sammy, sono Ciao. io, Antonella. Volevo salutare con affetto Antonino Danna, che molto spesso
mi dà di quelle frecciatine come per dire io perché vi ascolto, sarò libera di ascoltarvi, Antonino? Ti voglio tanto tanto bene. Poi volevo dire un'altra cosa, grazie al generale Vannacci che ho letto sui social, che nella Lega è l'unico, a parte che io mi chiedo e mi domando cosa ci faccia in un partito come la Lega, ma ha avuto il coraggio di dire che Putin sta denazificando l'Ucraina, ok, con la sua operazione speciale, ha avuto il coraggio di dirlo. Tirate fuori le palle voi della Lega e date ragione a Vannacci, perché se no dal 5 passate all'1. Ciao Sammy, grazie, buon lavoro. Grazie a te, qua Sammy Varin si ferma ringraziando tutti voi per i moltissimi messaggi e le telefonate che spiccano come non mai, ma faccio sempre tardi, sono in ritardo, tranquilli, è una minaccia, io ritorno alle 11 con le vostre chiamate e i vostri messaggi, adesso l'editoriale di Sallusti, poi l'America, il ritorno di Giulio Cainarca e poi appunto anche quello di Sammy Varin, a più tardi.